Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberici dal male, e così sia. Mamma! È ora di dormire, amore. Mamma, ascoltami, per Va bene, favore. ti ascolto, ma prima mettiti a letto. Il maestro ha chiesto cosa voglio diventare. Sai che gli ho risposto? No. Una persona adulta. Bravo, bella risposta. Buonanotte, amore mio. E cerca di addormentarti subito, quindi niente televisione e non fare avanti e indietro con la scusa che devi andare al bagno. E dai, mamma. E niente dai, mamma. Sta tranquillo. Non c'è nulla di cui aver paura nell'oscurità. E adesso chiudi gli occhi. Non spegnere però. Griffin, ne abbiamo già discusso altre volte. Ma io ho paura del buio. Sono solo delle ombre, non c'è da aver paura. A ogni male che affligge ognuno c'è un rimedio oppure nessuno. Se c'è un rimedio, tu lo dovrai trovare. Ma se un rimedio non c'è, non te ne curare. Me lo diceva la mia mamma quando voleva rassicurarmi. Ma con questo la nonna che cosa voleva dire? Voleva dire che non c'è nulla di cui aver paura. E che noi non ti lasceremo mai solo. E adesso, Griffin, mettiti a dormire. Ok. Ti voglio bene, tesoro. Buonanotte. Non farti mordere dalle pulci. Cosa ho detto? Una stupidaggine. Ti sembra questo il modo di rassicurare i bambini? Ma l'ho detto solo per scherzare. Giù le mani, stasera non ho voglia. Farò cambiare idea. Aspetta, sicuro. Andiamo. Papà. Tutti i bambini hanno paura del buio, è normale. Già. Tu però Sì? dovresti aver paura di me. Sono letteralmente terrorizzata. Davvero? Sì. Scappa, Jane, scappa! Aiuto! Aiuto! No, no! Aiuto! Dormi, dormi, bel bambino, nel tuo candido lettino. Non avere più paura, anche se la notte è oscura. Sempre ti sarò vicino. Dormi, dormi, bel bambino. Sogni d'oro. Griffin. Non muoverti!
Catturatelo! Dove è andato? L'hai visto? Da questa parte. Lassù sta scappando. Deve essere stato Bronson. Veniva da quella direzione. È finita! Giù, forza! Forza, alzati, figlio di puttana! Chi farà addormentare ora quel bambino? Tu? Portate via questo psicotico sacco di merda. Aspetta! So che anche tu stai soffrendo. Tornerò per mettere fine al tuo dolore. Su, forza! Cammina! Metterò fine al tuo dolore! Dai! Ora che l'ho arrestato posso andare in pensione. Mio Dio, ha ucciso altri stasera. È la sesta famiglia che quel pazzo ha massacrato. Maledizione. Siamo arrivati troppo tardi. L'uomo di sabbia verrà a prendermi. No, quell'uomo se n'è andato via per sempre. Non ti farà più del male. Me lo prometti? Ma certo. Te lo prometto. Sì? Sì, no, resto in linea. Cosa vuole che sia qualche minuto in più? Qualche minuto in più mi costa più denaro. Telefona fuori la prossima volta. Questo è un caffè, non un centralino telefonico. Avevi ragione, Megan. Griffin è davvero un bel ragazzo. Come fai a non mettergli le mani addosso? Ah, siamo solo buoni amici. Non vogliamo complicare le cose. Vero, Griffin? Guarda com'è carino quando sorride. È un giornalista. Giornalista indipendente. Sta facendo un'indagine, conta molto su questo lavoro. Si tratta di un servizio sulla microcriminalità e vuole che io faccia le fotografie. È una cosa meravigliosa. Il mio chiramante mi ha detto che avrei conosciuto un uomo che fa lo scrittore. Incredibile, vero? Fantastico! Lui ha bisogno di un rapporto Oh, sentimentale. Megan, non so come ringraziarti. Tu mi hai trovato questo lavoro, mi ospiti nella tua casa al piano di sopra e mi hai fatto conoscere quest'uomo. Sarò in debito con te per la vita. Bene, grazie. Oh, sì, è fatta. Casa! Oh, Megan, ci siamo, fammi i complimenti. Devo fissare nella mente questo istante meraviglioso perché lo voglio ricordare per il resto dei miei giorni. Non mi dire, farai tu quell'intervista. Esatto, l'hanno affidata a me. Pensa, dovrò intervistare Doug Sanchez per il mio servizio sulla criminalità. E finora nessun giornalista, ripeto, nessun giornalista era riuscito a intervistarlo. Sono tanto orgogliosa di te. Quando? Non lo so, devono richiamarmi. Mi diranno dove incontrare Doug e dove fare le fotografie. Voglio splendide fotografie. No, sarà meglio che veniate a casa mia. Posso farle benissimo nel mio appartamento. Ho riflettori, attrezzature, tutto quello che serve. Grazie, Megan, grazie, ma c'è poco spazio, faremo troppa confusione. Facciamo una cenetta per festeggiare. A che ora io e Dana possiamo venire da te? Dana? Sì. Oh, Megan, smettila. Ma cosa? Non voglio che mi forzi la mano. Ma è soltanto una cena. È qui da appena una settimana e ha bisogno di farsi degli amici, dai. Su, non farti pregare. Ciao. Ciao. Al 2 vogliono un altro caffè espresso. Ok. Ciao. Ciao. Fresh ground caffè? Sì, chiudiamo alle 9. Bene.
Sei in ritardo, Kenny. Mi dispiace, ma io e i ragazzi abbiamo avuto problemi a guidare il camion in città. C'era troppo traffico. E va bene. Sorveglia tu il locale, io vado nel mio ufficio. A che ora ci vediamo stasera? Vane e io ceneremo a casa vostra. Sta cercando di coinvolgerti? Non dire sciocchezze. Festeggiamo il suo ingresso fra le celebrità. Il tuo compagno di camera farà un'intervista a Doug Sanchez. Bene, questo è il tuo giorno positivo. C'è un'altra buona notizia per te, amico mio. Leggi l'articolo in prima pagina. Il governatore dice no alla domanda di grazia per il serial killer. È finita. Il male non muore mai. Aspetta solo di rinascere. Piangi, bambino, piangi. Ehi, tu! Sì? Cosa vuoi? Piedi piatti. Il pastore vuole somministrarti gli ultimi sacramenti. Ma tanto è inutile, finirai lo stesso all'inferno. Sei stato molto cattivo, sai. Andrai a letto senza cena. Chiudi quella bocca, bastardo figlio di puttana! Fallo entrare. Fermo, figliolo. Fra poche ore lo sarà per sempre. Per piacere, ci lasci soli. Dobbiamo pregare. La stavo aspettando, padre. Lo sai che non ti avrei abbandonato. Un giorno le forze del male prevarranno e il tuo destino sarà compiuto. Mio signore e padrone, il tuo umile servitore è pronto al sacrificio. Ci saranno giorni di terrore sulla terra. Ma con questo, figlio mio, non avrai nulla, più nulla da temere. Fortuna stanotte sarà finita, quell'uomo mi fa venire i brividi. Vuoi sapere perché è impazzito? Che storia hai intenzione di inventare stavolta? Ok, non te lo dirò. Però io so perché ha quelle cicatrici sulla bocca. Sul serio conosco il motivo. Io non posso guardarlo senza provare repulsione. Ho letto il rapporto del medico quando è arrivato. Sembra che qualche bastardo malato di mente l'abbia fatto perché stesse zitto. Non capisco. Quando era piccolo qualcuno gli ha cucito la bocca, chiaro? No. È vero? Sì. Oh mio Dio. Ecco perché è fuori di testa. Ma non lo sarà per molto. Quel prete fa bene a pregare per lui, dove andrà ne avrà bisogno. Bisogna morire per poter risorgere. Hai solo 3 notti per portare a termine il compito che ti è stato assegnato, figliolo. Griffin deve morire. Offri il tuo sangue e le porte delle tenebre del male saranno aperte. In nome del male, del peccato e della dannazione. Guardia! Quest'uomo è pentito e ha espresso il suo ultimo desiderio. Vorrebbe dire una preghiera.
cenere alla cenere, terra alla terra, polvere alla polvere. Un momento, cos'è questo? Va bene, vai. Facciamo presto, eh? Ok. Guarda com'è che va. Hai visto? Va a dire le preghiere. Deve dirne parecchie se si vuole salvare. Tutti quelli che ha ammazzato. Sei in servizio anche domani. Perché? Non dovevi andare a un matrimonio. Sì, ma non ci sarà più il matrimonio. Gli sposi hanno litigato. Hai capito? Prima ancora di... Vieni su! Fermo! Sta fermo! Avanti, cammina! Cammina! Fermo! Sta fermo! Mio Dio! Tempo fa andai da un mago e quando il mago mi disse che nella vita precedente ero stata Giovanna d'Arco, rimasi sbalordita, pensate. Io ero la Pulzella d'Orléans. Kenny, smettila per piacere, mi fai innervosire. È tutto sotto controllo. Non lo sai che le armi emettono delle vibrazioni dotate di forza propria? Non dovresti sfidare l'universo. Ah, vedo che vi state divertendo. Molto. Dana e io ci siamo scambiati le esperienze della vita precedente. Parlateci delle vostre. Chi vuole il dessert? Lo so che nessuno di voi mi crede. Alla prossima vita. Ok, potete anche ridere se volete, ma ci sono tantissime cose che noi non comprendiamo. Il mondo soprannaturale ha un grande potere, un tremendo potere. In parte è positivo, in parte è negativo. Pensate a quell'individuo. Quello di cui parla il giornale, quello che ha sterminato intere famiglie alcuni anni fa e che sarà giustiziato stanotte, l'uomo di sabbia. Ci sono cose che vanno al di là della natura. Vedete, il male non si può spiegare, però esiste. È reale, è in mezzo a noi. Ragazzi, vedo che cominciate a credermi. Non si tratta di questo. Scusa, avrei dovuto dirglielo. No, non c'è bisogno che ti scusi. Ma di che? Qualcuno vuole dirmi che sta accadendo? Lui ha ucciso i miei genitori. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mi dispiace, ma vedi, io non lo sapevo. Va tutto bene, stai tranquilla. Come facevi a saperlo? Comunque è un fatto accaduto tanto tempo fa. Quando ero piccolo mia madre mi raccontava la storia dell'uomo di sabbia. Si trattava di un uomo dolce e gentile che veniva di notte, camminava in punta di piedi per la casa, raccontava delle belle favole e poi spargeva della sabbia sugli occhi dei bambini perché si addormentassero. Trovo che è una brutta favola. Kenny! No, non è brutta. Il guaio fu che quell'uomo si convinse di essere lui l'uomo di sabbia. Neanche durante il processo si riuscì a scoprire chi fosse in realtà. Di lui non c'erano né impronte digitali, né fedina penale, neanche il certificato di nascita, niente. Ricordo che cantava una ninna nanna. Dormi, dormi, bel bambino.
Io rimasi lì impietrito. Mi misi a urlare chiedendo aiuto, ma non mi mossi. Non feci niente. Se mi fossi messo a correre verso la camera da letto avrei potuto, ma ero terrorizzato. Quando i miei genitori smisero di urlare, andai verso la loro camera da letto. Girai la maniglia della porta e allora lo vidi. Lo vidi spargere della sabbia sugli occhi di mia madre. Lei era... Oh mio Dio! Kenny, ti sei tagliato? Accidenti. Prendi un asciugamano. Non me ne ero accorto. Ti avevo detto di non giocare col coltello. Andiamo, smetti. È quello che ha detto Griffin che mi ha tolto la concentrazione. Non ne aveva mai parlato. Mi dispiace, io non immaginavo che... Avrei dovuto dirtelo. Tieni. Scusatemi. Non è niente. Ora ci metteremo sopra un bel cerotto. Va bene, mammina. Sì, sono io. Ah. Ok, bene, grazie. È stata una cosa orrenda, sai. Tutto ok? Sì, non era niente. Bene, senti, dobbiamo andare a casa tua a prendere la macchina fotografica. Era Doug Sanchez al telefono, è pronto per l'intervista. Adesso? Ma è già notte. Griffin, non ho molta voglia. Di far cosa? Di venire con te. Sì, insomma, di andare laggiù. È pericoloso. Lo sai che posto è quello? No, ti prego, non fare storie, Megan. Non vorrai mica fotografare fiori per tutta la vita. Beh, che c'è di male? No, Dio, Megan. Rinuncio alle fotografie. Non l'avevi detto tu che volevi fare la fotoreporter? Bene, sarai contenta quando alla fine della carriera tutto ciò che potrai mostrare del tuo lavoro sarà un album pieno di fiori. Faresti bene a svegliarti, Megan. Va bene, andiamo. Andiamo. Ok. Vivere in un posto del genere certo non metti allegria, eh? Te ne sei accorta finalmente. Pensa quanti ragazzi crescono in mezzo a questa desolazione. Griffin, Sì? riserva queste considerazioni per il tuo articolo. Sono qui, non ti basta? Finiamo. Va bene. È stata una bella cenetta, vero? Ah, già. Mi dispiace per Dana. Non aveva in testa tutte quelle idee strane quando ci siamo conosciute. Ma è una cara ragazza. Se la frequentassi potresti aiutarla. Ah sì, e in che modo? Quei discorsi sul soprannaturale ti hanno turbato? È una vecchia storia ormai. E comunque stanotte sarà finita per sempre. Sto facendo degli sforzi per riuscire a non pensarci. Megan, scusa se sono stato duro con te. Avevo solo paura di venire qui. A ogni male che affligge ognuno c'è un rimedio pur nessuno. Se c'è un rimedio lo dovrai trovare. Ma se un rimedio non c'è, non te ne curare. Le mamme. Verranno loro a cercarci. È meglio metterci comodi e aspettare.
Signor Sanchez. Signor Sanchez. Ma così mi fa venire un infarto. Non mi va che mi lasci da sola qui. Scusami. Sei tu che vuoi scrivere un articolo su di me? Dai, vieni. Ma tu chi sei? L'uomo di sabbia. Sto cercando Griffin. Vai al diavolo. Ora dormi. Bel bambino. Dormi, dormi, mio tesoro. Nel tuo morbido lettino. Fa un bel sogno tutto d'oro. Quando l'alba spunterà, mamma tua ti sveglierà. Ora dormi, dormi e sogna. Bel bambino. E riposa in pace. La morte è intorno a noi. Non c'è speranza. Persino avendo rapporti sessuali, i ragazzi rischiano di morire. Tutto ci fa paura. Ed è per vincere la paura che ci siamo riuniti in una banda. Per noi è come una famiglia. E questo ci dà almeno la sicurezza che non saremo soli quando moriremo. Capisci? Non immaginavo che Dog avesse idee così profonde. Hai fatto una bella intervista. Già, ne sono convinto anch'io. Andiamo. E la luce questa mattina era perfetta. Le foto saranno magnifiche. Sono eccitata. Oh, addirittura.
Lo ammetto. Impari presto e bene. Siamo una bella coppia. Ah, sì, non male. E grazie per la fiducia. Te la sei meritata, Megan. Cos'è successo? Fermo, dove va? Oh mio Dio! No! Oh no! Quando è successo? Aspetta un momento. Scusatemi, siete dei parenti? Sì. No, voglio dire, abitiamo insieme. Mi dispiace molto. Prego, salite in macchina con me. Ho bisogno di alcune informazioni. Su, venga, è meglio che non guardi. Su, per piacere. Fate spazio qui. Pare sia stato un incidente. Un incidente? Certo, è salito sul tetto e qualcosa deve essergli andato negli occhi. Aveva bevuto. Aspetti, Dovevamo impedirglielo. che cos'è quella cosa che gli è andata negli occhi? Il coroner dice che sabbia. Beh, certo, soffiava un vento molto forte ieri sera. Mi dispiace molto. Era sabbia, capito? Griffin, Sabbia, non trovi che è una cosa un po' strana? perché? Come perché? Kenny aveva della sabbia negli occhi. Griffin, ma mi vuoi ascoltare? È quello che è successo ai miei genitori. Non può essere accaduta la stessa cosa a Kenny. Ecco, quel tizio è stato giustiziato la notte scorsa, guarda. Già, e la notte scorsa Kenny è morto e aveva della sabbia negli occhi. Sei completamente fuori strada. Griffin, ti prego. Allora come te lo spieghi? Ma non lo so. Forse ha ragione il detective. È stato un incidente. Lo sai che Kenny beveva molto. Ieri era così sbronzo che non si è accorto di essersi ferito. Allora spiegami la presenza della sabbia. Siamo vicini a un deserto. Los Angeles alle spalle, a un deserto. Griffin, calmati. Guardami. Hai ancora fiducia in me, Griffin? Vado a farti un bel tè. Ok? Stai qui e aspetta. Non credo che ti faccia bene stare qui. Penso sia meglio che tu venga ad abitare a casa mia. Potrai rimanerci quanto desideri. So quello che stai provando, ma siamo qui per aiutarci, non è vero? Vedrai che fra un paio di giorni la crisi sarà superata e... Griffin. Se vuoi difenderti, ti serve un'arma. La vita è dura di per sé, anche se non hai dei nemici. Vedi, ci sono i cacciatori e ci sono le prede. Sei venuto nel luogo giusto, amico. Ecco la tua difesa. È carica, fa attenzione. Sì, ma la polizia. Di che hai paura? Gli sbirri si guardano bene dal venire qui, sta tranquillo. Tu era carino, sai. Belle forme. Sono una schiappa, Doc. È vero, ma non ti abbattere. Ma che fa? Ascoltami, amico. Quando incontri quel tipo che ce l'ha con te, attacca per primo, capito? Avvicinati a lui il più possibile e fagli un buco nel sedere. Griffin, ma dove sei stato? Scusa, non ho tempo per parlare con te, devo vedere una persona. Chi? Megan, voglio che tu prenda questa. Oh, bene. Hai perso la testa. Megan, prendila.
No, sai come la penso in merito all'uso delle armi. Griffin, credo che tu stia esagerando. Se esagero non avrai bisogno della pistola, ma se non è così voglio che tu ce l'abbia quando non sei con me. No! Megan! Ho detto che non la voglio. Quell'uomo ha ucciso i miei genitori e ha ucciso Kenny. Non voglio che uccida anche te o qualcun altro, ok? Comunque, la pistola te la lascio. Fai attenzione perché è carica. Megan, non starò fuori a lungo, te lo prometto. Maledizione. Giulia! Portami dello spirito. Accidenti. Giulia! Detective Ward. Chi è? Chi l'ha fatta entrare? Ah, è stata sua moglie. Bronson mi ha detto che... Sì, va bene, Giulia. Portami lo spirito. Beh, lei chi è? Molti anni fa lei mi promise che l'uomo di sabbia non avrebbe ucciso più nessuno. Griffin Davis. Oh mio Dio, come sei cresciuto. Come stai, figliolo? Te la passi bene? Ecco, lei non ha mantenuto la promessa. Quell'uomo è tornato. Va bene. Ma perché uccise tutte quelle persone? Non fu mai accertato, ma rimase muto durante il processo. E dopo che si dichiarò colpevole, il Dipartimento decise che non c'era motivo di indagare oltre. Confessò e il caso fu chiuso. Venni qui prima di andare in pensione sperando di riuscire a farlo parlare. Non disse una parola. E quindi non si sa perché uccise i miei genitori? No, agì in una zona molto limitata. Unico elemento comune, in tutte le famiglie massacrate c'era un figlio di 7 anni. Bronson non riesce a stare lontano dalla galera. La tua famiglia quindi era un obiettivo. Per questo stavo venendo da te quella sera. Purtroppo non arrivai in tempo. Griffin, ormai quell'uomo è morto. Ehi, Bronson, come si sta dietro le sbarre, eh? Pearson, sei il solito idiota. E come si sta in pensione? Si sta bene. Perché? Non lo vedi? Delle rose? Non mi dirai che sono per me? No, sono per tua moglie, cretino. So che le piacciono molto. Grazie. Dunque tu sei Griffin. Mi dispiace per quello che è successo ai tuoi genitori, ma ora è tutto finito. Non devi più preoccuparti. Quel pazzo è stato giustiziato. Andiamo. Il corpo sarà cremato questo pomeriggio. Abbiamo le sue impronte prese al momento della cattura. È il tizio detto uomo di sabbia, non c'è dubbio. Sì, è lui. Non si può dimenticare questa faccia. Griffin, vieni qui, dai un'occhiata. Andiamo. Coraggio, non morde mica. Pearson. Cosa ho detto? Soddisfatto? Sì. Cos'è questo? Durante il mio turno ha cercato di suicidarsi. Da quando presto servizio nel braccio della morte non è mai riuscito a togliersi la vita a nessuno. Sono fiero di questo record. Sì, capisco. Ma come ha fatto a tagliarsi? Aveva al collo una catenina con una croce di vetro. Gliel'aveva data un prete. È stata un'imprudenza. Avrei dovuto oppormi, ma che ci vuoi fare? Sono un buon cristiano. La cosa strana è che quando mi sono chinato per prenderla è improvvisamente sparita. Quel prete era un tipo che faceva venire i brividi a guardarlo. Perché? Era un uomo di colore, ma aveva gli occhi così chiari che sembravano senza pupille. Erano bianchi. Io l'ho visto quel prete. Era sul luogo in cui è morto Kenny. Tu sai chi è? Certo, prima di entrare ha esibito la sua carta di identità. Vendetta! Sei venuto qui con questo desiderio, figliolo. Vendetta per le iniquità da te sofferte prima del giorno del nostro incontro. Io ho dato a te i poteri racchiusi nelle viscere della terra. Poteri che io stesso ho paura di possedere. Ma tu non hai paura. Le forze dell'inafferrabile Signore delle Tenebre ti appartengono.
La tua anima mortale, tuttavia, è legata a Griffin. È un vincolo che deve essere reciso. Una notte è passata. Ne restano 2. Agisci dunque, con rapidità. Quando tramonta il sole, Griffin deve morire. Questa casa sembra disabitata. Accidenti, che cattivo odore. Ehi. Guarda, si direbbe che chi ci abita abbia dei gusti un po' strani. Pensa alla magia nera. Vedi quella stella a 5 punte dentro il cerchio? Sono simboli satanici. E poi tutte queste erbe, il pollo appeso e sgozzato. Ma allora potrebbe essere stato il prete ad indurre quel pazzo furioso ad uccidere. Ma cos'è questo? Ricordi cosa ha detto Pearson dell'assassino? Sì, che aveva una croce. Rovesciata è un simbolo satanico. E questo è lo stampo. La sabbia è servita allo scopo. E cioè? Beh, è con la sabbia che si fa il vetro. L'ha fusa in questa fornace e l'ha versata nello stampo. Così ha fatto quella croce. Guarda, guarda, guarda. L'uomo di sabbia aveva un passato. Sarà lui questo ragazzo? Gli somiglia. Dunque, lui e il prete si conoscevano da molto tempo. Le labbra cucite. Roba da far abbrividire. Anche lei? Beh, io, come poliziotto, ho visto tante cose che non avevano alcuna spiegazione. Si crede nell'occulto? Non lo so, Griffin, non lo so. Ehi! Chi siete voi 2? Cosa fate a casa mia? Oh, vi prego, non mi uccidete. Sono una povera vecchia, non ho fatto nulla di male, non ho fatto nulla di No, male. no, stai tranquilla, non siamo qui per Quello che ucciderti. volete, sono una povera vecchia, non mi ammazzate. No, no, non siamo qui per ammazzarti, no. No? Non mi ammazzerete? Beh, mi dispiace, è stato un errore, ho puntato la pistola per autodifesa. Un errore? Voi state cercando quel prete, vero? Non abita più qui da molto tempo e non tornerà. Però lui ha messo una maledizione su questo posto. State molto attenti. Io non ho paura perché sono una povera pazza. E il Signore protegge i poveri pazzi. Sa dov'è ora il prete? Lui non esce mai all'aperto durante il giorno. Vive negli scantinati di una fabbrica abbandonata che si trova a Gegena Street. Io lì non vado mai. Sarò pazza, ma non così tanto. Andiamo via di qui. No, odio stare qui ad aspettare. Oh, cara, posso fare qualcosa per te? No, cerco invano di capire quello che sta succedendo. Sei sicura di star bene? Sì, penso di sì. Perfetto. Grazie.
guardò giù dalla luna e disse: è arrivata l'ora che tutti i bambini della terra dormano e sognino le stelle. Cosa? Oh mio Dio! Megan! Aiuto! Ah! No, Megan! Oh, Dio! No! No! Oh, aiutami! Megan! No! No! Sogni d'oro. Si calmi, Megan, si Scusa, calmi. ho suonato, ma poi ho aperto con la chiave. Perché non hai risposto? Stavo facendo la doccia, però Dana poteva rispondere. Dana! Ah, ti presento il detective Ward, ci ha assicurato la sua protezione. Perché? Forse la morte di Kenny non è stata un incidente. Giusto per stare più tranquilli. Darò un'occhiata in casa e poi farò mandare una pattuglia per la sorveglianza. Oddio, detective. Che cosa c'è? Ci vive qualcun altro in questo appartamento? Sì, Dana. Chiama la polizia, presto! Dana! Dana! Santo cielo. Zitto. Sta dormendo. Il tempo è scaduto, vecchio mio. Usa la pistola! La pistola! Colpito. Griffin! Presto, fai presto. Ma Dana! Bisogna cercare un telefono e chiamare la polizia. È troppo tardi ormai. I proiettili non lo uccidono, cosa vuoi che faccia la Non polizia? lo so, hai un'idea migliore. Andiamo! Chi è quell'uomo orribile? Ha trovato il modo di tornare. Chi? L'uomo di sabbia. Corri! Aspetta! No! Oddio! E adesso cosa facciamo? Usciamo dalla porta posteriore. Basta! Oh mio Dio. Oh mio Dio, Megan, corri. Corri! Presto, presto! Non me la ricordo. Cosa? La combinazione, non me la ricordo bene. Cosa, ma? Mi è tornata in mente. Va bene, non ti agitare, non ti agitare, calma. 12, 22. Non si apre. Prova ancora, prova. 12, 25, 25, E prima hai detto 22. No, a 23, a 23. Dai, apri la porta! Ce l'ho fatta! Fermo!
Chiamiamo la polizia! Non ti agitare, bambina mia bambolina. Ti prego, non piangere. Megan! Ehi, lasciala stare! Vieni a prendere me! È me che vuoi, vero? Su, vieni a prendermi! Griffin! Bastardo! Ehi! Scendi subito dalla mia macchina! Scendi! Vai, prendere! Dove sei, Megan? Fermo lì e mani in alto! È nella mani in alto! È nella macchina, dobbiamo andare via! Gridava come un pazzo! La prego, mi ascolti, è ancora nella macchina, dobbiamo andare via! Dai un'occhiata! La prego, non c'è tempo da perdere! C'è qualcuno dentro? No, nessuno! Le mani dietro la testa e non si muova! Si soffoca in questa stanza. La stiamo disinfestando. È piena di scarafaggi. Non può aprire una finestra? Se posso respirare io, può farlo anche lei. E ora perché non mi dice qualcosa di più su questo uomo di sabbia? Gliel'ho già detto, detective. Non è morto nella camera a gas, va bene, è ancora vivo. Ed è fatto di sabbia. Sì! Sì, gli ho sparato al petto, ma sembra che le pallottole non gli facciano nemmeno il solletico. L'acqua lo blocca. Ma non so quanto sia efficace, perché in realtà non sono riuscito a bagnarlo, però ha reagito. Ma certo, perché è fatto di sabbia. Certo, è esatto. Bravissimo. Sa raccontare bene le frottole, amico. L'uomo di sabbia, eh? Lei è molto creativo. Lo so che può sembrare una storia assurda, lo so, però le sto dicendo la verità. Quell'uomo mi vuole uccidere. Si rilassi. Accidenti. Ha visto? E poi dicono che respirare quest'aria non fa male. Quell'uomo ha già ucciso 3 persone, non le basta. Ascolti, io non sono matto. L'uomo di sabbia esiste. Ma certo. Lei è uno stronzo. No, tu hai le manette, amico mio, quindi tu sei lo stronzo. Lascialo a me, Garcia. Dio, che puzza qua dentro. Fra 2 minuti ci farai l'abitudine. Lo spero. Bene, abbiamo controllato. I corpi sono lì, come lei ha detto. Sì, va bene, ma dov'è Megan? Perché continua a insistere? Cosa vuol dire? Voglio dire, perché insiste a non dirci la verità su quello che è accaduto? Lasci perdere quella storiella sull'uomo di sabbia. Ma io non ho detto altro che la verità. Divertente. Ogni 3 o 4 anni viene fuori qualcuno che racconta una storia su una macchina che si trasforma in un mostro, cannibali che si sbranano l'un l'altro, e ora l'uomo di sabbia. E ogni volta la storia migliora. Non mi aspetto che lei possa credermi. Senta, so quanto ha sofferto per i suoi genitori, ma sa una cosa? Non mi importa. Voglio dire che non avrà la mia compassione per questo. Se lei ha dei gravi problemi caratteriali, se sua madre non l'ha allattato quando era piccolo,
se mangia smoderatamente. È tutta colpa di questa società, non è vero? Sono sciocchezze. Sono cresciuto in mezzo alla strada. Mio padre ha lasciato mia madre con 7 figli. Ma io non vado in giro a uccidere la gente per questo. 3 persone sono state uccise. Sa che cosa avevano fra di loro in comune? Lei. Allora, perché non mi dice la verità, eh? Una volta sola vorrei avere la soddisfazione di sapere da voi la maledetta verità! Gliel'ho detto, non sono stato io! Seduto! La camicia di forza. Con molto piacere. No, ascolti, la prego, mi faccia andare via di qui. È necessario, altrimenti quel pazzo ucciderà Megan, la prego! Mi aiuti! La prego! Ehi, Bob. Bob! Sì, arrivo. Cosa c'è? La ragazza che è stata uccisa. Ebbene? È la cameriera che lavorava nel caffè. Era appena arrivata in città. Povera ragazza. Le hanno dato il benvenuto, eh? E sai cosa ha detto l'assassino? No. Che l'ha uccisa un uomo di sabbia. Ma pensa, un uomo di sabbia. Oddio. È stato l'uomo di sabbia. Little bit of guilt on your back. They always say the mixture of revenge. And I cry every time I think of leaving you. Cammina! Non potete farmi questo. Potete uscire? Vi prego, aiutatemi. Aiutatemi. Spiacente, amico. Stasera niente favola per addormentarsi. La prego, non se ne vada. Sono le 6 del pomeriggio. Il mio turno è terminato. Vado a casa a cenare e poi a bere una tazza di caffè mentre guardo la TV. A te non piace la televisione? Peccato, è istruttiva. Per favore, non mi lasci qui da solo. Smettila con quel rumore! Quello dice che ha ucciso perché gliel'ha ordinato Satana. Forse conosce il tuo uomo di sabbia. No, non se ne vada, la prego. Se verrà qui quell'uomo non sarò capace di difendersi. Se farai il bravo bambino, quell'uomo ti canterà la ninna nanna. La prego, non se ne vada. Non mi lasci solo! Aiutatemi! Aiutatemi! Pronto! Se no ti annaffio con l'idrante. È qui. È qui. È qui. È qui. Oh mio Dio! Aiutatemi! È lui l'uomo di sabbia! Fatemi uscire! Guardia! Guardia! Dormi. Fatemi uscire, vi prego, fatemi uscire! Bel bambino. Nel tuo morbido lettino. Non avere più paura, anche se la notte è oscura, sempre ti sarò vicino. Che cosa vuoi da me? Dormi, bel bambino. Dormi, bel bambino. La luce del sole ti ha salvato, dormi bene. Tornerò da te domani notte. Griffin.
È ora di svegliarsi, bel bambino. Andiamo alla centrale. Dunque, quel camionista disse a sua moglie: è venuto un angelo e mi ha detto che stanotte morirò. La moglie rispose: nasconditi in un luogo in cui non ti possa trovare. Il camionista si rapò la testa, andò in un bar dove non era mai stato e rimase lì tutto il giorno. 5 minuti prima di mezzanotte arrivò la morte. Si guardò intorno e disse: se quel camionista non si fa trovare mi porterò via quel bastardo dalla testa rapata che sta lì. Alla morte non si sfugge. Liberatelo! Mi stia a sentire. E subito! Si calmi. Attenta con quell'arma, Garcia. Datemi le chiavi e le pistole. E ora toglietevi scarpe e pantaloni. Cosa? Non ci faremo una bella figura. Andiamo, presto, presto! Poco sarà notte, il sole sta tramontando. Ma perché stiamo qui? Andiamocene in qualche posto, in un luogo che sia il più lontano possibile. E dove? Megan, mi troverà comunque. Sto fuggendo da quest'uomo fin da quando avevo 7 anni. Anche quando era in galera avevo paura di lui. Non sono mai riuscito a dormire con la luce spenta. Forse l'unica possibilità che ho di sfuggirgli è affrontarlo. Megan, non voglio che tu venga con me. Perché? Forse perché mi vuoi bene. Sì, perché io ti amo. Quindi ti prego, non venire. Non hai bisogno di me. È merito mio se non sei ancora in quella cella. Ascolta, è inutile che tu insista. Io verrò con te. Qualunque rischio c'è da affrontare, noi l'affronteremo insieme. Non sei solo. Sei solo. Cosa vuoi, Griffin? Sei proprio deciso, amico? Se non lo farò, quell'uomo mi ucciderà prima dell'alba. Sai, io non ti capisco. Qualcuno vuole ucciderti e tu vieni qui. Non lo sai cos'è questo posto? Qui ognuno si considera già morto. Lieto d'averti conosciuto. Ehi, sai dirmi dov'è il castello? Dov'è il castello? Griffin!
Sto cercando il pastore! Lo so che sei qui! E so che c'è pure quell'uomo! Griffin, calmati! Il male non muore, aspetta solo di rinascere. Lui dov'è? Lo vedrai. Dimmelo! Quell'arma non ha alcun potere qui. Non sai cosa sia il vero potere. E lo sai perché sei venuto. Per finire e per ricominciare. Perché tu sei l'eletto. Ma cosa diamine stai dicendo? Perché ce l'hai con me e cos'è questa storia? Ogni inizio ha una fine. Quell'uomo non riposerà se non morirai. Tu sei il suo vincolo mortale con questo mondo, Griffin. Griffin, andiamo! Dimmi dov'è! Rifletti. È sempre stato con te. Rammenta! No. È l'incarnazione del male. Non c'è anima, non c'è traccia di bene in quell'uomo. Ma non è colpa sua. Lascia che ti racconti una storia. Dai, Griffin, andiamo. C'era una volta un bambino che aveva molta paura. Ogni notte si coricava rannicchiato al centro del lettino e tremava. Suo padre era un uomo grande e grosso, forte e violento. Essendo morta sua moglie, allevò lui il bambino. Ogni sera entrava nella sua stanzetta ubriaco, gli cantava una ninna nanna e lo picchiava. Ma il bambino non riusciva a piangere. Finché una notte si lasciò andare. Questo bambino, che aveva in sé qualcosa di straordinario, per la prima volta sperimentò il male. Dormi, bel bambino. Era tuo fratello. Dopo che uccise tuo padre, venne da me. E io mi presi cura di lui. Gli indicai la strada da seguire e gli dissi: offri la tua anima al potente Signore delle Tenebre.
Prima però recidi i tuoi vincoli mortali. Sapevamo che eri stato adottato, ma non chi fossero i tuoi nuovi genitori. Per questo ha massacrato tutte quelle famiglie. Solo per arrivare a quella che mi aveva adottato. Come Caino uccise Abele e Sette eliminò suo fratello Osiride, lui dovrà uccidere te. L'ultima notte è arrivata. Il sole è tramontato. Tu sei venuto qui solo per sapere, solo per scoprire che il tuo tempo è scaduto. Griffin! Svelto! Di là! Fantastico, non c'è via d'uscita. Prendi quegli stracci. Perché? Per otturare le fessure. Credi che funzionerà? Abbiamo altra scelta. E adesso? Aspetteremo fino all'alba. Se riusciremo a superare la notte. Lui non aspetterà fino all'alba. È ora di dormire. Vattene via! Avanti, amico. Raccontami la tua storia. Lascia perdere, Doc, andiamo via. Andiamo! Non sparare, con lui non funziona! Vieni via, Su, Doc! avvicinati. Vieni via! Vediamo se ne hai il coraggio. Corri, corri! Oh, accidenti! Dobbiamo trovare un'altra uscita. Sarà andato via. Non ci sperare. Merda! Mi serve qualcosa per aprire la finestra. È qui! Svelto! Corri, corri, corri! Dobbiamo cercare... Cosa vuoi fare?
morta ha detto che se scaldi la sabbia fino a fonderla si trasforma in vetro. Mi servono dei fiammiferi. È la nostra unica salvezza. Grazie al cielo li ho trovati. Spero che funzioni. Vedo che c'è una porta all'esterno. Fai silenzio. Tutto bene? Andiamo. Ci vediamo fuori, vai! Perché sei rimasta? Ci siamo riusciti. È finita. Finalmente è finita. Cerco una via d'uscita. Ma perché fai questo? I bambini non possono dormire. Bisogna farli addormentare. Ma tu mi hai salvato. Hai impedito che nostro padre mi facesse del male. Perché ora vuoi uccidermi? Per non farti soffrire. Ma io ora non sto soffrendo. Sento il tuo pianto. Sento il pianto di tutti i bambini, Griffin. Di notte, nella mia testa, non devono più piangere, devono mettersi a dormire. Ho trovato l'uscita. No!
Buonanotte, fratellino. È ora di dormire. Dormi per me. Riposa in pace. Stai tranquillo. L'uomo di sabbia è andato via e non tornerà più. Ora puoi dormire.
Il sacrificio è compiuto, Signore delle Tenebre.